L'espansione di Venezia in terraferma è già un fenomeno che si manifesta nel 400 ed è dovuto soprattutto all'egemonia economico-finanziaria di Venezia e della Repubblica e della coscienza da parte delle altre comunità, chiamiamole così, che facevano perno su delle città storiche, di avere la necessità di una copertura internazionale perché la loro dimensione geopolitica era insufficiente per contrastare i grandi fenomeni europei. A quel punto comincia, un ripensamento grandioso del rapporto fra Venezia, intesa come città-stato quasi, e comunque come repubblica, e il suo entroterra. In questo nuovo territorio, spogliato di una tradizione feudale, difeso dallo Stato con i propri mezzi senza alcuna più delega di natura feudale, risanato dal punto di vista idraulico-idrologico, immette nuove culture, sconosciute in Europa, il che crea su questi territori vergini mai prima sfruttati un boom di produzione agraria che comporta un boom di produzione, anche un boom di tipo demografico, e quindi abbiamo come effetto della Pax Veneziana, così la chiamano alcuni storici, una rivoluzione sociale, l'eliminazione del feudalesimo, una rivoluzione fisica, la regimentazione di tutti i fiumi, una rivoluzione agraria, la prima grande rivoluzione agraria d'Europa dopo quella delle centuriazioni romane. La Villa Veneta nasce non da Venezia, ma da condizioni create da Venezia e nasce dai possidenti locali, dalle realtà sociali locali, le quali, portandosi in campagna e impiantando proprio un'industria dell'agricoltura così proficua per sé e per Venezia medesima, danno forma a questa nuova struttura architettonica. I castelli si vedono crollare le loro mura, le torri di difesa diventano le torri colombare, quelle che poi si legano alla grande ricetta della soppa coada, si invertono tutte le logiche, la villa è aperta al traffico, alle genti che vi entrano, è difesa dagli stessi contadini, non ha bisogno di mura di difesa. La campagna veniva concepita dal Signore come un proseguimento del suo giardino. Passando da Venezia, delle calli strette dai campi, arriva in terraferma, prende respiro, si allarga e organizza questo sistema, di agricoltura che è assolutamente vincente. I suoi primi committenti sono committenti vicentini che abitavano in residenze gotiche di campagna, che avevano ancora le torri, avevano i portici, ovviamente mutuati anche dai conventi, avevano le recinzioni attorno per proteggere gli animali che invece erano ereditate dalle recinzioni dei castelli. Ebbene, tutti questi elementi Andrea Di Pietro li seleziona e li sottopone a una regolarizzazione, a una istituzionalizzazione tramite il linguaggio, il lessico della più antica civiltà e più duratura, che è la civiltà antica romana. La grandezza di Palladio è questa, di aver contemperato l'influsso di Venezia, che si era affermato in terraferma attraverso il gotico, di regolarizzarlo, per cui la mamma Venezia viene risignificata con la nonna Roma. Attualmente sono censite tra Veneto e Friuli circa 4.300 ville, quindi un patrimonio straordinario, immenso, sia per dimensione, che va dal lago di Garda all'Isonzo e dalle Dolomiti all'Adriatico, quindi un'area veramente grande, che per numero di case il 98% dei comuni del Veneto hanno da 1 a 17 ville, quindi un patrimonio assolutamente che nessun altro possiede.
Il paesaggio veneto fino all'inizio del Novecento ricalca una grande armonia e un grande legame tra edificio e territorio e campagna, che conserva un grandissimo valore, una grandissima testimonianza storica e artistica, che siamo un po' in dovere di portare avanti e di far conoscere da una parte sì come nasceva la villa e quali sono le sue peculiarità artistiche, ma anche il perché e il per come il territorio agricolo che circondava la villa ricalcava comunque un modello economico vincente. Ora non tutte 4.300 ville potranno mai essere aperte al pubblico, ma corrispondono, e questa è un'altra cosa fondamentale e importante, al paesaggio veneto, allo straordinario paesaggio veneto. Cioè il territorio veneto, questa realtà che alcuni contemporanei chiamano città diffusa o campagna urbanizzata, fatta per una successione di tanti luoghi distinti, ugualmente produttivi, fertili dal punto di vista della creatività umana e dall'etica del lavoro, nasce da questa diffusione dei modelli. Quindi potremmo dire che se negli anni cruciali del Cinquecento, questi primi 5 decenni, avviene questa rivoluzione che abbiamo detto sociale, fisica e produttiva, questa poi si espande su tutta l'area del territorio della Repubblica e diventa una trama costitutiva della realtà veneta quale oggi noi la conosciamo. Mio padre lavorava in una villa in qualità, diciamo, di sovrintendente ai lavori agricoli e delle cantine. Molto spesso mi portava con sé, mentre lui svolgeva le sue attività di controllo dei prodotti che arrivavano dalla campagna, pesava, divideva, eccetera. Io mi dilettavo, essendo molto curioso, ad andare a visitare la villa che era disabitata in quel periodo. Mi ricordo, diciamo, di aver avuto una grande attrattiva verso queste costruzioni, questi splendidi saloni affrescati che mi lasciavano incantato, e che le grandi stanze da letto che non ero abituato a vedere in altri luoghi, il fascino che mi è rimasto, che mi rimaneva dentro pensando alla vita che facevano i ricchi veneziani quando venivano a villeggiare. Questo fatto poi l'ho portato con me anche nel resto della mia vita. Tu in qualche modo sei custode di un piccolo o grande pezzo di storia italiana, di cui credo che noi dobbiamo essere assolutamente fieri e orgogliosi. Le ville nascono come luoghi di lavoro, come centri propulsori di economia, come luoghi di aggregazione sociale fondamentale, come luoghi di transito e di commerci, come luoghi di rappresentanza nel mondo. Bene, tutto questo assolutamente può tornare ad essere. La Villa Veneta è sempre stata un luogo dove alla base c'era il lavoro per il territorio, la ricchezza del territorio, in cui tutte le famiglie confluivano nella produzione della ricchezza locale. Poi per un periodo sono diventate un'immagine, un'icona di ricchezza ostentata. Oggi invece possono diventare la chiave di volta di quello che è lo sviluppo di un turismo nuovo e di una ricchezza nuova per il Veneto. Credo che la sfida più grande e forse più bella per noi italiani, per noi veneti, sia quella di dare una sostenibilità futura alle ville, e questo lo possiamo fare noi singoli proprietari, però sicuramente credo che il creare una rete che unisca tutte queste ville, creare un marchio forte che le rappresenti e che quindi ci aiuti a commercializzarle all'estero, come hanno fatto in Francia con i Castelli della Loira o come è stato fatto in Spagna con i Paradores, possa essere uno strumento molto importante. Possiamo pensare alla villa come
recettiva. Allora, recettiva in vari modi, può essere aperta semplicemente a dei visitatori, ma nel momento in cui riesce anche ad ospitare al suo interno per una notte, per un pranzo o per una notte, per una prima colazione degli ospiti, diventa veramente l'eccellenza dell'ospitalità. Il turismo d'affari si concentra soprattutto su personaggi provenienti dai paesi emergenti tipo Cina, Giappone, Brasile, India in questo momento, che però in numero più esiguo. Questo però si accompagna ad una evoluzione del turismo culturale che noi abbiamo cercato, abbiamo avviato, che in qualche maniera sostituisce il grande business che avevamo. La Villa Veneta viene scelta dal cliente, prevalentemente anche straniero e non solo, come luogo in cui vivere all'interno di un set cinematografico, di un mondo, di una storia completamente fuori dai giorni nostri, per cui quello che viene apprezzato è proprio riuscire a entrare in questo mondo magico e assaporarne tutti quelli che sono gli aspetti, quelli culturali e quelli estetici e quelli gastronomici. Un'altra chiave importantissima per quella che è la promozione, se vogliamo, del prodotto turistico Ville Venete è quello di far capire a tutti i visitatori del mondo che vengono a visitare Venezia che Venezia in realtà spalanca le porte poi su un entroterra altrettanto interessante, altrettanto affascinante, sul quale Venezia ha manifestato il proprio dominio nel corso dei secoli e dove le ville venete altro non sono se non una delle manifestazioni di questa potenza, di questa magnificenza di Venezia, però in questo caso legata alla terra e quindi legata alla coltivazione della terra, ai prodotti della terra, e quindi rappresentando un altro aspetto più sfaccettato e ancora più interessante. Il Veneto non è più solo Venezia, non è solo l'Arena, non è solo il Santo, ma sono una miriade di borghi, paesi, ville e strutture che il visitatore italiano, ma anche straniero, ha voglia sempre più di conoscere e di visitare. In questo senso un lavoro di collegamento tra le ville è importantissimo per dare un'offerta univoca, un'offerta chiara, un'offerta semplice, in modo che il visitatore possa immediatamente cogliere qual è l'aspetto peculiare della struttura che ha, che può visitare e immediatamente ci si possa avvicinare. Collegamento tra ville, ma sinergia con il territorio e con tutti quegli aspetti produttivi che fanno delle nostre regioni, delle grandi regioni. E penso al settore enogastronomico, ovviamente i vini in primo piano, ma anche tutte quelle particolarità gastronomiche, dai formaggi al radicchio ai salumi che ci rendono tra l'altro immediatamente riconoscibili per qualcosa di molto tipico fuori. E dobbiamo collegarci a questo, così come dobbiamo collegarci al mondo della ricettività, alle strutture museali anche dei nostri piccoli centri, in modo da offrire al visitatore il panorama completo che è la ricchezza e della forza della nostra terra.